Nicola Mazzonetto e Guido Mantovani, direttore di Conservizi Veneto, Nicola Mazzonetto e Guido Mantovani, il direttore della Challenger School di Ca' Foscari. Ecco, com'è nata questa collaborazione tra questi due enti? È nata dall'idea che la pubblica amministrazione, intesa a 365 gradi, quindi gli enti locali, le ASL, le ATER, le aziende di pubblico servizio, devono aumentare e crescere il proprio livello di cultura e di trovarsi sempre più a dare una risposta concreta alle esigenze di tempi che mutano, quindi non più dei professionisti burocrati, ma delle persone che sanno dialogare con le persone, che sanno anche utilizzare le nuove tecnologie. Credo che sia importante che le persone che lavorano nella pubblica amministrazione crescano e nel crescere anche a un livello universitario e credo che con la Challenge School del Ca' Foscari possiamo raggiungere questo obiettivo. Foscari Challenge School è un'iniziativa relativamente nuova del nostro Ateneo e nasce dopo la riforma che abbiamo introdotto del nostro statuto, primi in Italia abbiamo modificato il nostro statuto. Challenge School è una scuola di Ateneo specializzata nell'attività di formazione permanente dei master universitari. Forse la differenza rispetto ad altri ambiti universitari sta nel fatto che erogare dei master significa anzitutto andare incontro alle esigenze di professionalizzazione che oggi il mondo della società civile, delle imprese, della pubblica amministrazione chiedono. Quindi i nostri corsi sono corsi nelle quali non soltanto viene fruito il know why, cioè la conoscenza più teorica e istituzionale, ma cerchiamo anche di dare il cosiddetto know-how, cioè la componente di esperienza nel riuscire ad applicare queste conoscenze e soprattutto il know-when, cioè saper decidere al momento giusto andando a prendere lo strumento teoricamente più affidabile per risolvere un determinato problema. E questo master che si affianca alla complessiva offerta dell'Ateneo in campo master, anche rivolti alla pubblica amministrazione in generale, trarrà sicuramente, diciamo, da questa collaborazione, anzi da questa iniziativa di Conservizi, forza per fare in modo che la parte know-how e la parte know-when sia l'elemento determinante del processo formativo delle persone che vorranno seguire il nostro corso. Ecco, succede, si sente così sui giornali, che l'università dovrebbe stare in ascolto del territorio e rispondere ai bisogni del territorio. Ecco, è successo anche in questo caso? Cioè, come è avvenuta la progettazione? L'università ha proposto Conservizi o viceversa? È nata da un'idea di Conservizi, perché Conservizi ha raccolto nel territorio l'esigenza di formazione. Siamo partiti con dei corsi di laurea triennali e da qui è diventato naturale il prosieguo dell'attività formativa con questo master biennale, il quale dovrebbe poi portare alla chiusura del ciclo completo formativo con la laurea magistrale. Nella nostra mission c'è quella di tenere in ascolto il territorio, anzi è uno degli obiettivi che il piano strategico di Ca' Foscari si è dato per il prossimo triennio. E forse la Challenge School è tra le diverse articolazioni dell'Ateneo veneziano la parte più sensibile, diciamo così, a questo obiettivo. Per cui non appena Conservizi, anzi io ringrazio il direttore, ha proposto, ha cominciato a dire beh, perché non proviamo a progettare insieme un percorso formativo di questo genere, dovevamo assolutamente coglierlo. D'altra parte
un master che ha come nome, al di là dell'acronimo GIGAS, Governance e Innovazione Giuridico-Aziendale dei Servizi, forse noi per primi all'interno del mondo universitario dovevamo essere portatori di questa istanza, cioè provare a modificare la governance e dare un meccanismo di innovazione sia giuridico ma soprattutto aziendale nella componente di servizio, quello formativo che noi diamo. Quindi abbiamo voluto cercare di essere un esempio per coloro che poi vorranno seguire questo master. Certo, avere una partnership importante con servizi non va letta soltanto in chiave economico-finanziaria, come sarebbe fin troppo facile, diciamo così, leggerlo, ma va letta proprio in una nuova alleanza, in un nuovo patto, diciamo così, fra chi si occupa di formazione del capitale umano, come può essere l'università, e chi si occupa dei problemi concreti della società civile tutti i giorni, come Ecom Servizi, per cercare di, perché no, migliorare un pochino questo paese, almeno ci proviamo.